Sì, grazie, buongiorno a tutti. Stavo pensando che se Mauro Vegni mi ha dato 3 tappe senza le Olimpiadi, quante me ne dai con le Olimpiadi? Ne parliamo dopo, dai, non davanti a tutti. No, io volevo ringraziare Mauro Vegni e RCS perché comunque ogni anno mi rendo anche conto che quante tappe sono in totale? 21. Sono 18, quest'anno 18 perché ci sono 3 dall'estero, quindi 18 tappe, ne abbiamo 3, quindi insomma potremmo ancora aumentare, nel senso che io gli dico sempre nelle trattative, guarda, non c'è giro senza Veneto, non c'è Veneto senza giro, quindi di fatto siamo a metà strada nella trattativa, però lo ringrazio veramente di cuore perché poi sa cogliere anche le esigenze del territorio. Noi abbiamo un territorio che è eccezionale, quindi si capisce, no? Tu proponi la strada del Prosecco, abbiamo il Fedaia, il tappone dolomitico, abbiamo questa cosa che per me è unica, cioè arrivare a Verona, cioè l'ho detto prima il sindaco, arrivare a Verona con un cronometro, quindi vedremo le Torricelle, vedremo la Valpolicella, insomma tutto quello che è la bellezza. Ha ragione il sindaco quando dice Verona città olimpica, no? Verona, perché penso che anche quella volontà sempre mia di portare la chiusura delle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi, cioè qualcuno che non lo sapeva pensava fosse una puttanata. Avete visto cos'è il Mondovisione e la chiusura delle Olimpiadi? Cioè possiamo dire che abbiamo portato per la prima volta l'arena in Mondovisione con miliardi di persone, non so quanti siano, lì incollati davanti al video a vedere la serata finale. Che fra l'altro chi è che le organizza queste serate? Un altro veneto, Marco Balic, che in tutto il mondo le fa e quindi saprà interpretare fino in fondo la bellezza del Veneto. Astoria è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, Astoria ormai è parte integrante del giro. Io quasi voglio dire che potrebbero farvelo gratis tutta questa operazione. Se facciamo un conto di tutto quello che mettiamo noi veneti, prova a pensare Però dico veramente, al di là delle battute, Astoria è una bella azienda, do veramente un in bocca al lupo a Filippo come nuovo amministratore, ovviamente a Paolo che conosce l'azienda perché è fondatore. Sono sicuro che ha ragione Filippo, 35 se pochi, cioè andrà avanti all'infinito sta roba, nel senso che crescerà sempre di più perché si è fatta rispettare, è credibile sul mercato, non ha trascinato con sé polemiche, porcherie, quindi è un'azienda pulita, un'azienda che cresce bene, ha cresciuto bene e soprattutto posso dire ha sempre avuto una visione di innovazione anche rispetto ai giovani, rispetto alle novità, alla ricerca, questo che va dal packaging al prodotto, tutto quello che è. Il fatto di questa bottiglia di quest'anno, il Prosecco Rosé, è un'altra bella novità che comunque aiuterà ancora di più questo territorio, perché poi le nostre aziende, ragazzi, e chiudo, sono sostanzialmente dei pezzi di identità del Veneto. Per questo io ieri ho proposto che ci sia la Golden Power da parte del governo, perché quando c'è uno shopping che non capiamo, da parte di stranieri che non capiamo, e non sappiamo dove portano le nostre etichette e pezzi della nostra identità, è giusto che il governo intervenga, mette la Golden Power come in altri settori e dice no, tu non mi garantisci che tratterai bene il mio brand, e quindi resta in Italia e lo sosteniamo noi. Pensate a aziende come queste, cioè, che cosa portano del Veneto, dell'Italia in giro per il mondo. Veramente grazie di cuore ad Astoria, grazie a Giro d'Italia che è storia dell'Italia, perché poi questa è la verità. E poi guardate, io so che Mauro Vegni lo pensa e io interpreto le sue parole, grazie a tutti i veneti, lo possiamo dire, perché il giro in Veneto è un altro giro, perché grazie ai veneti che sono lungo i percorsi, e vi aspetto numerosissimi quest'anno perché non pioverà, farà caldo, compratevi i plaid per fare le scampagnate, dobbiamo riempire le strade. Prosecco, no scusa, è una delle 55 denominazioni del Veneto, ognuno beve quello che vuole, ma Veneto, grazie. Io direi che